Vista la possibilità di realizzare o ricostruire anche cavane, tutto nel rispetto della tipologia e delle dimensioni previste per tali manufatti dalla variante piano degli interventi. Controdeduzione proposta non accoglibile in quanto la variante piano degli interventi, nell'ottica del riordino complessivo della disciplina, individua in posizione poco discosta da quella indicata nell'osservazione un nucleo di 12 cavane che incrementa la quantità di manufatti esistenti nell'ambito di riferimento di analisi. Interventi? Capogruppo Favaro. Sì, in questo caso condividiamo la risposta che viene data, perché è una risposta che entra nel merito, cioè non entra nel merito, non rinvia né al regolamento né lascia indeterminata una questione. Qui si risponde in maniera logica dicendo che la tua richiesta potrà essere soddisfatta dal fatto che sono previste lungo il canale del Veroni, poco più in là, le cavane, 12 cavane. La condividiamo perché è così che ci si deve muovere quando si fa pianificazione, cioè si devono affrontare i problemi e rispondere nel merito. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2. Il Consiglio approva. Numero 19, osservazione di Trevisan Giancarlo. Ricordo l'obbligo di assentarsi. Lascio la parola al Sindaco. Acquisita al protocollo comunale numero 30.420 in data 30 settembre 2016, il richiedente, proprietario di un casone lagunare sito in via di Casone di Cavoli, Isola dei Pescatori, chiede che la variante piano degli interventi consideri la relazione che storicamente nel casone instaurava la cavana per il ricovero delle imbarcazioni, che pertanto venne prevista di poter avere in concessione uno spazio acqueo per la costruzione della cavana secondo le tradizioni caolotte. Controdeduzione proposta analogamente all'osservazione numero 8, la presente osservazione non è accoglibile in quanto non pertinente alla finalità della variante piano di interventi, pertanto si rinvia a quanto già motivato sull'altra osservazione e si propone di respingere l'osservazione. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Valgono le stesse osservazioni che abbiamo presentato rispetto all'osservazione numero 8, quella dell'associazione dei casoni. È un grave errore, è un'occasione mancata che questo piano non preveda in concomitanza di fronte alla presenza di casoni anche un adeguamento delle strutture per la nautica a servizio del casone. E quindi noi voteremo contro la proposta di respingere l'osservazione. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 2. Il Consiglio approva. Lascio la parola al Sindaco per la prosecuzione della delibera. Visto l'esito della votazione sulle osservazioni e controdeduzioni sopra indicato, visto l'elaborato allegato A alla presente deliberazione, contenente le controdeduzioni riportate a fianco alle osservazioni formulate redatte dagli uffici comunali in coordinamento con i tecnici redattori, richiamato il parere favorevole del Dipartimento di Difesa del Suolo e Foreste, sezione bacino idrografico litorale Veneto, ex genio civile. Protocollo numero 115.733/70.07.10 del 23 marzo 2016, acquisito ai sensi della delibera di Giunta regionale del Veneto numero 2948 del 6 ottobre 2009 e il 24 marzo 2017 del protocollo numero 9614, vista la legge regionale 23 del 2004 numero 11, norme per il governo del territorio, si propone l'approvazione della seguente delibera. Prendere atto del parere della Commissione regionale VAS numero 49 del 10 aprile 2017 collegato. Prendere atto che a seguito del regolare deposito della documentazione costituente la variante del piano di interventi adottata con deliberazione numero 14 del 31 marzo 2016 sono pervenute numero 19 osservazioni. Controdedurre alle singole osservazioni pervenute con le modalità secondo le motivazioni espresse nell'elaborato delle controdeduzioni,
alle osservazioni che trovo sia legate al subalo originale presente in deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, di approvare ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11/2004 la variante numero 3 al piano di interventi per legge vigente relativa alla disciplina degli spazi acque interni, secondo la proposta progettuale redatta dallo studio Corteco, composta ai seguenti elaborati del 7 marzo 2016, protocollo numero 7163, 29 marzo 2016, protocollo numero 10.113, del 3 marzo 2017, protocollo numero 6.650, rapporto preliminare dei società di VAS. Per l'analisi le tavole da A.1 ad A.9 per il progetto gli elaborati di tavola E.1 tavola E.3 per gli allegati della variante da tavola E.0 a R.1.A, nonché verifica soggettibilità VAS, rapporto ambientale preliminare, studio per la valutazione di incidenza ambientale e studio per la valutazione di incidenza ambientale in relazione a banche dati, nonché CD-DVD contenente la medesima documentazione redatta in formato digitale e di dare atto che la variante al piano degli interventi in oggetto è qui approvata, diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online comunicabile. Ci sono interventi di ordine generale? Il capogruppo Miollo, prego. Sì, grazie, solo per dare intenzione di voto e anche motivare un attimino l'atteggiamento che abbiamo assunto durante appunto il voto di astensione per le controdeduzioni. Il nostro sarà un voto di astensione anche sul documento in generale, come avrete già capito. Riteniamo che il contenuto di questa variante sia un contenuto indubbiamente importante e il piano però, oltre a trattare un tema molto importante, da un punto di vista dell'approccio metodologico soprattutto, è un piano che non sentiamo nostro, è un piano al quale assistiamo, nei confronti del quale abbiamo qualche difficoltà ad assumere una posizione di assoluto sostegno, anzi ci sarebbe anche un atteggiamento critico in alcuni passaggi del piano perché ci appare un po' uno strumento che non abbia una grande forza per sostenere alcuni temi come per esempio il turismo fluviale. Oltre a ciò ci manca un pezzo per avere una valutazione serena, diciamo, dello strumento urbanistico, un pezzo che abbiamo capito e abbiamo preso essere abbastanza fondamentale, che è il regolamento, per cui è chiaro che oggi valutiamo una posizione, diciamo, pianificatoria che abbiamo capito essere anche a maglie larghe sotto certi aspetti, però abbiamo visto anche come nel dettaglio poi il piano prenda vita attraverso un regolamento di cui oggi non ci è dato sapere nulla e questo diciamo che non ci permette di essere proprio così sereni nella valutazione. Quindi c'è da un lato un po' un atteggiamento critico per l'aspetto legato ad una pianificazione a sostegno di un sistema turistico fluviale, che sembrava invece potesse essere un tema, diciamo, un tema svolto con maggiore attenzione, ma dall'altro anche ci è sembrato anche nella discussione che abbiamo sentito oggi uno strumento un po' scollegato dagli altri strumenti, diciamo, della pianificazione del territorio. Quindi è un po' una scatola a sé che non comprendiamo bene come si cali su termini di variante con gli altri strumenti pianificatori. Per queste ragioni noi ci asterremo. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Fabio? Grazie. Allora, come già diciamo, abbiamo potuto esprimere nella discussione relativa alle osservazioni e alle controdeduzioni, noi rispetto al giudizio che diamo su questo piano è un giudizio sostanzialmente negativo, pur riconoscendo la necessità da parte del nostro comune di dotarsi finalmente di uno strumento urbanistico che regolamenti la questione. Arriviamo in fortissimo ritardo, il comune di Concordia ad esempio, pur avendo molta meno sviluppo lineare di canali e fiumi rispetto al comune di Calve, già da più di 10 anni si è dotato di uno strumento simile che regolamenta cavalli e approdi. Quindi con
con un grosso ritardo arriviamo ultimi anche noi, e questo sicuramente è un fatto positivo, ossia che avere uno strumento che regolamenti la questione, perché fino a ieri la questione era sostanzialmente affidata solo al tema delle concessioni. Chi arrivava ad ottenere la concessione demaniale poteva attrezzare una riva, una sponda, realizzare quindi di approdi o cavame, senza che il comune avesse la possibilità di dire sì, no, un po' di più, un po' di meno, questo è un ambito appropriato, questo è un ambito dove la sostenibilità ambientale non è sostenibile, eccetera. Questa anarchia con questo strumento in parte viene risolta, però questo strumento, come ha detto il capogruppo Miore, come ho potuto argomentare durante la discussione sulle osservazioni, è uno strumento che ragiona un po' con i paraocchi, cioè non si mette in relazione non ha una visione integrata della questione nautica. Se lo scopo era trattare in maniera compiuta il tema della nautica da diporto, quindi escludendo la nautica delle darsene, dei porti turistici, e questo va bene, la nautica distribuita lungo i corsi d'acqua, ebbene questo piano, limitandosi solo a ragionare su quel che succede in acqua, senza pensare a quel che succede nell'immediato territorio prospiciente, se non per i posti auto e per la viabilità, ragiona con i paraocchi. Inoltre è un piano, quindi da questo punto di vista è un piano piuttosto rigido, piuttosto poco flessibile. D'altro canto però è un piano rigido quando è un piano invece flessibile quando decide di non decidere rispetto alla destinazione di questi posti barca, alla tipologia di barche che possono essere ospitati in questi posti barca, quando invece avrebbe potuto benissimo dire: bene, questo è un ambito che io voglio riservare alla nautica a basso impatto, alla nautica ad esempio a remi con imbarcazioni tradizionali, questo invece è un ambito per la nautica a motore, quest'altro ambito lo posso destinare privilegiando o dando una precedenza ai residenti, quest'altro ambito invece ha una connotazione più turistica, quindi posti barca destinati a utenze diverse rispetto ai residenti. Tutti questi temi il piano non li affronta e quindi ci troviamo limitati, l'amministrazione si troverà limitata domani nella gestione. Certo, se ci sarà un regolamento, lo vedremo, però questa è un'occasione perduta, mancata. Il piano poteva benissimo regolamentare, decidere, in funzione delle caratteristiche del territorio, decidere come destinare, come distribuire rispetto alle varie tipologie i tanti posti barca che qui sono previsti. Poi avrebbe potuto decidere di alleggerire certi ambiti, come quello lagunare, spostando i posti barca su altri ambiti, come il tratto terminale del fiume di Venza, che invece viene preservato praticamente con un piccolo incremento del 25% dei posti barca rispetto allo stato di fatto, quando invece sul Nicesolo, sul Canariello, questo incremento è del 50% dei posti barca. Allora, in ambiti di grande pregio, di grande sensibilità ambientale, si incrementa i posti barca del 50%, in ambiti invece che sono di minor pregio ambientale, quindi anche in grado di sostenere una pressione dovuta al traffico acqueo, si parla di un incremento più limitato. Anche questo ci sfugge la logica di questo ragionamento, di queste scelte di piano. Poi apriamo una parentesi, guardiamo cosa succede per il canale di Venza Morta. Allora, qui l'incremento dei posti barca è di circa il 200%. Allora, la Venza Morta è un canale, tutti sappiamo, è un canale che non permette l'accesso al mare.
quindi è un canale chiuso perché ci sono le porte adriatiche che impediscono la navigazione verso il mare. Quindi possiamo considerarlo come quasi fosse un lago senza possibilità di uscire, è un bacino chiuso. Ad oggi questo isolamento di questo specchio acqueo ha determinato anche un buon pregio ambientale. Sono acque non disturbate da traffico acqueo. Basta vedere cosa succede alla domenica sul fiume di Venza, quando c'è un gran via vai di motoscafi in fine settimana d'estate diretti verso il mare. Le acque invece della Venza Morta sono acque sempre tranquille. C'è qualche barchetta di pescatori che si muove per fare piccoli tratti, ma sono pescatori amatoriali che utilizzano questo fiume, canale tra l'altro rinomato in tutto il nord Italia per la sua pescosità ed è scenario di continue gare di pesca, eccetera. Per cui andare a prevedere su questo canale, che comunque ha un pregio ambientale notevole, un incremento del 200% dei costi barca attuali, onestamente anche qui ci sfugge il senso e la logica, appunto trattandosi di un canale chiuso e di un canale che ha un pregio ambientale. Allora, alla luce di tutte queste considerazioni, noi saremo fortemente tentati dall'esprimere un voto negativo, un voto contrario. Tuttavia, esprimeremo un voto di astensione, riconoscendo, come si diceva, l'importanza storica di dotarsi di un piano di questo tipo e confidando nella saggezza dell'amministrazione, che ancora deve completare il quadro portando in approvazione il regolamento, e quindi dal combinato disposto di questi due strumenti, da una parte la variante per gli spaziati e dall'altra parte il regolamento, confidiamo che ci sia una gestione saggia del tema della nautica, soprattutto con riferimento alla necessità di salvaguardare gli ambiti lagunari per la loro grande importanza ambientale. Chiediamo quindi anche un coinvolgimento non a 72 ore prima, ma con un congruo anticipo, un coinvolgimento dei gruppi di minoranza nella redazione di questo regolamento, perché crediamo che anche il nostro contributo possa servire a portare in approvazione un provvedimento non solo un po' più condiviso, ma magari anche più confacente alle esigenze e alle caratteristiche del nostro territorio. Grazie, se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione. Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. Il Consiglio approva. Punto numero 9 all'ordine del giorno. SUAP, parere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale numero 55 del 2012, progetto in deroga allo strumento urbanistico, progetto di cambio, integrazione e di destinazione d'uso senza opere di un immobile ad uso chiosco nell'ambito di uno stabilimento balneare, ditta Verde Mare SRL. Diamo atto che il capogruppo Miollo si è allontanato dal Consiglio e anche Russo e Rocco. E non a sala. Relaziona il sindaco. Il Comune di Caorle è dotato del piano di interventi, ovvero del PRG vigente alla data di approvazione del parte successivo variante. Il Comune di Caorle è dotato dello sportello unico attività produttive e che le funzioni svolte, secondo quanto disciplinato nel DPR 160 del 2010, che in data 19 dicembre 2016 a ditta Verde Mare SRL ha presentato richieste di varianti in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 3 nella legge regionale 55 del 2012 per quanto attiene alle destinazioni d'uso ammesse degli immobili di proprietà ubicati in località Porto Santa Margherita tramite pratica SUAP numero 037285800279 -19/12/2016 -1145, così dal protocollo generale del Comune di Caorle
il 19 dicembre 2016 al protocollo numero 39.192, che la società del Demare, disponendo di un immobile uno chiosco bar nell'ambito dello stabilimento balneare di sua proprietà, pubblicato censito catastalmente al foglio 40, mappale 1527, che con l'istanza viene richiesta la possibilità di utilizzare l'immobile sopra individuato anche come ristorante, modificando l'uso del laboratorio interno al bar e cucina. L'intervento avviene senza opere e non comporta aumento delle superfici e volumetria del fabbricato. Che la destinazione di ristorazione è ammessa dal piano degli interventi vigente, ma non dello strumento urbanistico attuativo convenzionato del 1993, precautorio numero 54659 del 4 giugno 1993 del notaio Bombieri, all'interno del quale l'immobile ricade, strumento attuativo di cui restano validi per legge le previsioni degli allineamenti. Al fine di poter effettuare il cambio e integrazione di destinazione d'uso, la ditta ha richiesto di modificare le previsioni del piano attuativo, ammettendo per fabbricato in oggetto anche la destinazione di ristorazioni variante al PUA attraverso la procedura della deroga al PNG articolo 3 legge regionale 55 del 2002. Rilevato che il progetto descritto e illustrato risulta rispettare le destinazioni previste dal piano degli interventi e dal piano degli aree nidi, che sono garantiti in posti auto ai sensi dell'articolo 31 delle norme tecniche di attuazione del PRC per attività. Il dirigente del settore politiche e territoriali e sviluppo economico, a mezzo del proprio provvedimento del 3 febbraio 2017, protocollo numero 3414, ha disposto la convocazione della conferenza dei servizi per data del 3 marzo 2017, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 55 del 2012. In data 3 marzo 2012, la conferenza dei servizi ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'accoglimento dell'intervento in deroga richiesto dalla ditta di cui trattasi, con le prescrizioni contenute nei pareri espressi e richiamati nel verbale della conferenza medesima, che ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 55 del 2012, il Consiglio Comunale deve esprimere il proprio parere per la conclusione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del PR 160 del 2010 entro 60 giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizio dell'istruttore e del responsabile SUA, decorsi gli elementi i quali si intende reso in senso positivo. Ciò premesso, richiamata l'istanza pervenuta dalla ditta del Mare 19 dicembre 2016, protocollo 39.192, pratica SUAP, il numero sopra già sopra richiamato. Visto il verbale della conferenza dei servizi 3 marzo 2017 legato al presente provvedimento costituito in tutt'uno con lo stesso, ritenuto di esprimere, ai sensi per effetti dell'articolo 3 della legge regionale 55-2012, parere favorevole al progetto in deroga per cambio di destinazione d'uso del chiosco bar al ristorante dell'immobile ricompreso nel piano attuativo, dato atto che il relativo progetto non prevede alcun aumento della superficie coperta del fabbricato. Visto lo schema di convenzione allegato B alla presente deliberazione proposta dalla ditta richiedente, previsto dall'articolo 5 nella legge regionale 55 del 2012, ritenuto di approvarlo, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di esprimere, per quanto in relativo esposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 55 del 2012, parere favorevole al progetto di cambio di destinazione d'uso senza opere presentato dalla ditta Verdemare SRL, di cui agli elaborati grafici di progetto presentati in formato digitale SUA per acquisito il protocollo comune descritto in premesse, che qui si intendono reintegralmente richiamati. Di precisare che il parere su 1 è risposto in conformità al verbale della conferenza di servizi 3 febbraio 2017 legato al presente atto, farne parte integrante e sostanziale. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica legato B alla presente deliberazione, dando atto che alla stipula interverrà in rappresentanza dell'ente il responsabile del settore politiche territoriali e sviluppo economico, stabilendo in 120 giorni il termine entro il quale la convenzione stessa dovrà essere sottoscritta e debitamente registrata a cui le spese della ditta richiedente interessata, di demandare al responsabile del settore politiche territoriali e sviluppo economico i conseguenti adempimenti. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro? Allora, rispetto a questa delibera, il nostro gruppo esprime una posizione in base alla quale noi, seppur condividiamo nel merito l'esigenza di intervenire per incrementare le possibili destinazioni d'uso dei chioschi isolati o comunque contestuali agli stabilimenti balneari. D'altro canto però non condividiamo il metodo utilizzato, cioè qui si applica la normativa SUAP, Sport Unico Attività Produttive.
normativa che prevede la possibilità di eccezioni alle regole previste dallo strumento urbanistico, quindi applicando delle varianti ad hoc una tantum in base a richieste che i singoli fanno. Questo percorso, seppur previsto dalla norma, ci sembra, a nostro avviso, non è un percorso, come dire, buono, che sia esemplificativo di una buona amministrazione, perché in questo caso la strada maestra sarebbe stata introdurre una variante allo strumento urbanistico così da permettere a tutti la possibilità di destinare all'uso di piccolo ristorante o comunque per prevedere la possibilità di somministrazione cibi tutti quei chioschi sull'arenile che avessero l'esigenza di farlo. In questo caso invece si introduce solo una deroga, una variante ad hoc e il problema invece rimane irrisolto quando la stessa medesima esigenza potrebbe esserci anche per altri. Questo percorso, questo metodo quindi comporta una disparità di trattamento potenziale. Certo, voi mi risponderete, ma se ci sono altri interessati possono avviare lo stesso percorso SUAP e applicarlo al proprio caso. Noi pensiamo che invece sia la pianificazione che deve affrontare i problemi, non procedere per eccezioni, per varianti ad hoc per i singoli casi. Quindi alla luce di queste motivazioni noi esprimeremo voto contrario. Grazie, se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari? 2. Astenuti? Allora siamo 9. Astenuti 2. Contrari 2. Quindi 9. Il Consiglio approva. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? 9. Contrari 2. Astenuti 0. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Punto numero 10. Regolamento per la conduzione del centro di raccolta intercomunale della salute di Vivenza. Modifiche ed integrazioni. Relaziona l'assessore Comisso. Sì, grazie, buonasera. Premesso che i comuni di San Stino di Vivenza e Cavo e l'azienda ASO SPA hanno convenzionato la realizzazione della gestione associata di un centro di raccolta intercomunale per la raccolta di rifiuti differenziati secondo lo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 14 maggio 2010. Il centro di raccolta, realizzato secondo la richiamata convenzione, opera nel comune di San Stino di Vivenza in via Zecchetto ed è attrezzato per la raccolta differenziata dei rifiuti a servizio dei cittadini del territorio comunale di San Stino di Vivenza e di Cavo ed è autorizzato all'esercizio con provvedimento dirigenziale numero 106 del 2012 per quanto riguarda i codici previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e della provincia di Venezia, ora città metropolitana di Venezia, con provvedimento dirigenziale 2030 del 2012 per quanto riguarda i codici 20.0301 rifiuti urbani indifferenziati e 20.0303 residui dalla polizia stradale. Considerato che, al fine di disciplinare gli accessi e i conferimenti dei rifiuti in forma differenziata presso tale ecocentro, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 29 febbraio 2012 si è provveduto ad approvare il regolamento per la conduzione del centro di raccolta intercomunale della salute di Vivenza, ritenuto opportuno, previo accordo con il Comune di San Stino di Vivenza ed ASO SPA, data l'esperienza positiva che si è andata a consolidare negli anni, a portare alcune modifiche e integrazioni al suddetto regolamento al fine di consentire lo sviluppo del servizio con alcuni nuovi codici CER previsti nell'ambito del decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 del decreto ministeriale del 13 maggio 2009, in particolare l'articolo 2 viene integrato con i seguenti codici: imballaggi in materiali misti, limitatamente al plastica, lattine in sacchi trasparenti, per i quali vi siano problemi di conferimento nelle giornate previste dal calendario solo di produzione domestica; imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolose,
quali olio minerale, colli, colori o bombolette spray solo di protezione domestica, solventi quali acetone, apparagia, alcol, diluente, disinfettante, profumi, solventi, triedina solo di produzione domestica, acidi, prodotti anticalcari e simili solo di produzione domestica, basi quali ammoniaca e candegina solo di produzione domestica, pesticidi e simili solo di produzione domestica, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose solo di produzione domestica, secco non riciclabile. Il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato solo dal gestore del servizio, residui da polizia stradale. Il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato solo dal gestore del servizio. L'articolo 3 viene integrato con seguenti specifiche. Alla fine del terzo capoverso è aggiunto imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolose, quali olio minerali, colore, colori o bombolette spray, massimo 4 pezzi per conferimento al giorno. Solventi quali acetone, apparagia, alcol, diluente, disinfettante, profumi, solventi, triedina, massimo 4 pezzi di capacità massima, 1 litro ciascuno per conferimento al giorno. Acidi, prodotti anticalcari e simili, massimo 4 pezzi di capacità massima, 1 litro ciascuno per conferimento al giorno. Basi quali ammoniaca e candegina, massimo 4 pezzi di capacità massima, 1 litro ciascuno per conferimento. Pesticidi e simili, massimo 4 pezzi di capacità massima, 1 litro ciascuno se liquidi. Di peso massimo mezzo chilo se solidi per conferimento al giorno. Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, massimo 4 pezzi con massimo 5 litri di contenuti per ciascun pezzo per conferimento al giorno. Tanto premesso, il Consiglio Comunale è invitato a deliberare di apportare le modifiche al regolamento della conduzione del centro di raccolta intercomunale di salute di Livenza come esposto in premessa, e qui si intende chiaramente richiamata, di dare atto che il regolamento della conduzione del centro di raccolta intercomunale della salute di Livenza con le modifiche di cui al punto 1 è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di trasmettere la presente deliberazione ad ASLO SPA per quanto di competenza, di disporre che l'allegato regolamento venga diffuso, reso accessibile e consultabile da parte della cittadinanza. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Fauer. Allora, premesso che noi siamo favorevoli, siamo d'accordo rispetto a questa modifica e integrazione al regolamento del centro di La Salute, centro che, come è stato dato anche quello di Caule, l'ecocentro della salute come quello di Caule sono a nostro avviso molto utili, molto ben gestiti dall'altro e quindi insomma siamo contenti del servizio che rendono. La domanda è perché non si prevede un analogo incremento dei codici CER anche per l'ecocentro di Caule, perché le tipologie di rifiuti che vengono qui previste in aggiunta rispetto a quelli già ricevibili per l'ecocentro della salute, le stesse tipologie sono presenti anche all'utenza di Caule, e perché allora non incrementare i codici anche per l'ecocentro di Caule? Risponde l'assessore Commisso. Perché questa delibera si fa solo esclusivamente per la convenzione che abbiamo con il Comune di San Silva d'Aso. Il centro che abbiamo qui a Caule non ha la stessa convenzione, per cui è oggetto di continuate attività che il Comune di Caule con l'ASLO sta mettendo in piedi e che riguarda, soprattutto dopo la stagione, l'inizio della raccolta porta a porta in gran parte del centro urbano. Il centro di raccolta che abbiamo qui a Caule è molto sottoutilizzato. Manca ancora un'informazione adeguata alla cittadinanza che andremo a fare in collaborazione con ASLO per far sì che i cittadini sappiano qual è il servizio che offre ASLO circa quel centro di raccolta. In questa occasione, probabilmente, secondo le esigenze che si saranno presentate, andremo a modificare anche a sua volta, però non in questa occasione, perché questo riguarda solo la convenzione con San Stino e con ASLO. Ci sono altri interventi?
Capogruppo Favaro. Sì, grazie all'assessore per la risposta. Veramente il mio intervento non era riferito alla sostanza della delibera. La delibera è ovviamente riferita al centro della salute, però segnalavo l'esigenza di adeguare, incrementare certamente sul piano della comunicazione lo sforzo da parte del Comune e da parte di ASBO per far sì che la cittadinanza utilizzi maggiormente rispetto a quanto già non faccia i servizi offerti dall'ecocentro, però al tempo stesso questi servizi possono essere adeguati alla luce di questo adeguamento del centro della salute. Quindi confido che l'amministrazione tenga conto del fatto che questi rifiuti sono presenti anche nell'utenza di Caorle e se non sono ricevibili dall'ecocentro di Caorle trovo difficile che qualcuno si muova, se non animato, se non qualche raro caso di persona pignola e attenta è molto facile che invece questi rifiuti finiscano nel secco differenziato e sono rifiuti invece che per loro natura sono o pericolosi o comunque meritano un trattamento specifico, quindi un trattamento che potrebbe essere offerto da un centro come quello dell'ecocentro. Grazie. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Unanimità. Il Consiglio approva all'unanimità l'immediata eseguibilità. Punto numero 11. Modifiche ed integrazione agli articoli 14 e 36 del regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari. Relazione io come assessore al commercio. Premesso che nel territorio comunale è in vigore il regolamento sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari